ancora Châtillon, ancora campionato allievi, torneo allievi, in campo la Basilicata e il Veneto. Subito Veneto, Canuto, anche lui cerca lo spazio e trova una diagonale insidioso sul quale Silletti nulla può. 1-0. È libero Bortolini, cerca il dribbling, calcia col destro, prova a passare il numero 7 Vettore, ancora Vettore, palla dentro, il tiro e il gol del Veneto con il numero 8 Simone Bertuletti. Prova il doppio passo, palla che viene agguantata letteralmente da Mattia Vettore, palla dall'altra parte, il tiro e la traversa da parte di Bertuletti. Conclusione da parte di Perrucci. Parte Perrucci, il tiro in porta, passa la barriera ma trova la mano pronta di Simone Boscaro. Ancora Perrucci, ancora un brivido, palla sull'esterno della rete. La conclusione da parte di Canuto, si salva la Basilicata, ancora Canuto prova a calciare, pallone che rimane lì. Silletti, doppio intervento, palla in mezzo, Claps deve girarsi, rimane piantato lì il pallone, la conclusione da parte di Perrucci, ancora una volta un Boscaro in formato gigante. Parte Morelli, cerca l'incrocio alto, non lo trova. Libero a destra Fami, riceve ora il pallone, il marocchino può andare a calciare Fami, cerca lo spazio per il tiro, Silletti esce coi piedi, Morelli può ripartire per la Basilicata, c'è Saponara dall'altra parte, Morelli fa tutto da solo, va a calciare l'intervento di Boscaro, ma alla fine arriva il fischio finale di questo primo tempo. 2-0 Veneto, riparte il Veneto, Fami cerca la parte centrale, trova il gol col sinistro. 3-0 per il Veneto, la rete di Fami. Bravissimo Vettore a recuperare la sfera, c'è Canuto a sinistra, Canuto di un soffio, non passa il pallone su Bertuletti, la palla al centro, ancora Bertuletti. 4-0 il gol di Bertuletti che firma la sua personale doppietta. Ancora Bortolini, pallone allontanato da Nucera, la palla dentro, attenzione Morelli, il muro di Boscaro. Conclusione di Morelli, ancora Boscaro, Balaban, buono il passaggio ancora verso Bertolini, la sterzata di Bertolini che infila la quinta rete, ed è questo che stavo dicendo appunto poco fa, grande tecnica da parte dei ragazzi in casacca azzurra, la sterzata del numero 3 che va ad insaccare alle spalle del portiere. Palla sull'esterno della rete, errore, ora un po' in confusione, la formazione lucana, il tiro e la rete del 6-0, la segna Matteo Zornetta. Recupera il pallone il Veneto, Fami, buono il passaggio per Tosato, 7-0, 8:50. Conclusione da parte di Bertuletti. Riparte il Veneto, ancora palla centrale, il tiro e il gol. Assist di Vettore, dribbling e rete di Zornetta, 8-0. Recupera il pallone il Veneto, la palla dentro, arriva il gol dell'8-1, Saponara. Zornetta, palla dentro per Vettore che deve appoggiare in rete per il 9-1. Infatti si chiude qui la partita, 9-1 per il Veneto.